Benvenuti a Veneto in Transizione. Oggi parleremo di soluzioni intelligenti per migliorare la qualità di vita e massimizzare le opportunità che la tecnologia ci offre. Ne discuteremo con Mauro Zamarian, esperto di tematiche energetiche e di sostenibilità, nonché sviluppatore di progetti smart, ossia intelligenti. Ci sposteremo poi a Treviso con Maria Teresa Eugenio, che ci racconterà l'idea che ha avuto di creare uno spazio coworking che si chiama In Officina, ossia varie attività sotto lo stesso tetto per dividere l'affitto e creare sinergie. Quindi Mauro, iniziamo da te. Tu ti occupi di sostenibilità, comfort abitativo e risparmio energetico. Esatto. Inoltre ti troviamo tutti i venerdì a Treviso con l'iniziativa Friday in Green, che è uno sportello informativo gratuito. Quali sono le principali attività e gli ambiti di intervento in cui agisci con la tua società Zest? Con Zest una delle principali attività è il supporto e lo sviluppo di progetti appunto in ambito smart, prevalentemente nell'ambito energetico, nell'ambito della mobilità e nell'ambito sociale. In particolare appunto le tematiche che sviluppiamo sono legate alla riqualificazione energetica e al risparmio energetico e al miglioramento del comfort abitativo. Da questo punto di vista ci occupiamo sia di supportare gli utenti, i clienti che devono effettuare una riqualificazione, dalla parte introduttiva e quindi di sviluppo del progetto alla scelta comune insieme a loro di tutte le varie tecnologie che possono essere utilizzabili e utili in funzione del tipo di abitazione e ovviamente anche del budget disponibile, fino alla chiusura dei lavori chiavi in mano. Ci occupiamo inoltre di una parte informativa e formativa per tutti gli utenti, perché ci siamo resi conto che queste tematiche, per quanto si sentano in giro, si senta parlare appunto di riqualificazione, risparmio energetico ed altro, sono delle tematiche spesso di difficile comprensione, legate molto spesso ai tecnicismi di cui tante volte si trovano molte informazioni ma anche discrepanti fra di loro. Abbiamo per questo motivo aperto questo sportello informativo ogni venerdì in centro a Treviso, in via Canova, con il patrocinio del Comune, dove diamo delle informazioni libere, completamente gratuite a chiunque abbia la necessità appunto di avere questo tipo di informazioni. Invece in ambito di riqualificazione, quali sono i progetti appunto in Veneto più diffusi? Quando si parla di riqualificazione, quando si parla di parte edile, sappiamo che sia in Veneto e sia comunque in Italia il comparto è completamente bloccato, comunque diciamo in grossa crisi. L'unica parte che funziona, ancora funziona anzi in attivo, è proprio la parte delle riqualificazioni energetiche, quindi andare ad agire su delle costruzioni o il singolo appartamento, la singola abitazione, piuttosto che interventi più grossi, proprio che vanno a riqualificare gli edifici esistenti. La motivazione principale è legata al fatto che anzi dal dopoguerra in avanti si è costruito troppo, si è costruito male, tanto che attualmente in tutta Italia ci sono più di 2 milioni di edifici completamente vuoti, abbandonati e comunque con delle caratteristiche diciamo non ottimali. Riqualificare appunto è fondamentale, perché da un lato preserviamo quello che è il nostro patrimonio naturalistico che abbiamo, quindi bisogna smettere di cementificare, e dall'altra parte dobbiamo anche preservare quello che è l'altro patrimonio che abbiamo, che è la parte di costruito e quindi di edifici che hanno anche una certa rilevanza e che devono essere preservati e mantenuti. Invece parlando di costruzioni passive, ossia Zero Energy Buildings, è sviluppato questo filone e di cosa si tratta poi nello specifico? Quando si parla di risparmio energetico, diciamo che il punto finale del risparmio energetico è riuscire a costruire degli edifici che non consumino, che siano addirittura passivi o che addirittura possano produrre di loro dell'energia e quindi non ricevano dalla rete elettrica piuttosto che del gas delle fonti energetiche. Anche in Veneto qualcosa si sta muovendo, ovviamente sono piccolissimi, dei numeri molto piccoli, si lavora nel nuovo, quindi qualche piccola costruzione nel nuovo. Diciamo che l'obiettivo, comunque anche l'Italia si è dato come obiettivo teorico dal 2020 di costruire esclusivamente delle soluzioni diciamo, impatto zero, comunque energeticamente neutre. La cosa interessante comunque è che
ci si sta spostando in questo settore, quindi sono sempre di più le tecnologie e gli addetti ai lavori, tanto che diminuiscono i costi e permettono di portare, non dico zero ma quasi zero, diciamo, gli edifici, anche gli edifici esistenti. Faccio un esempio, una costruzione che stiamo portando avanti a Treviso, un'abitazione di 100 metri quadri, una casetta singola fuori mura. Questa era una classica casa anni 70 con tutta una serie di problemi, fra cui particolarmente energivora, era in classe G, la stiamo portando in classe A. Dall'anno scorso si è staccata dal gas e con la possibilità, attraverso fonti energetiche alternative e sistemi di stoccaggio dell'energia, di staccarsi anche dall'elettricità, quindi essere completamente autosufficienti. Ma è il tipo di investimento richiesto per fare queste riqualificazioni? Ovviamente ci sono tanti tipi di riqualificazioni e ovviamente anche il budget è relativo. Diciamo che, facciamo un esempio medio di una casa tipica veneta. Allora, diciamo che un intervento dipende dalla tipologia di intervento, quindi dire dei numeri effettivamente è difficile, si può andare, diciamo, dai 5.000 ai 50.000 euro o anche di più, dipende ovviamente da quello che si vuol fare dal punto di partenza del budget. C'è da tener conto di un particolare. Molto spesso appunto quando si parla di riqualificazione si parla di un investimento da fare, che può essere un investimento anche nel caso uno voglia trasformarla completamente, molto rilevante. Dobbiamo però considerare che questi soldi noi anche inconsciamente li spendiamo. Infatti una famiglia media di 3 persone che abitano in un appartamento, mettiamo degli anni 60, classico classe G, classe F, in 20 anni spende 50.000 euro di bollette. Certo, quindi i numeri parlano. I numeri parlano da soli. Invece, sempre parlando di riqualificazione, so che tra i tanti progetti che hai seguito hai riqualificato anche una delle cascine più antiche di Milano, che è la cascina Cuccagna, che si è trasformata poi in un centro polifunzionale. Sì, diciamo che ho partecipato in questo progetto, mi sta particolarmente a cuore perché è uno dei progetti che mi ha avvicinato a questo mondo. E la particolarità di questo progetto è che era questa cascina del 1600 in centro storico, nel pieno centro di Milano, completamente abbandonata, una cascina comunque di 1.000 metri quadri di superficie abitabile, 2.000 metri quadri di giardino, completamente abbandonata a se stessa. Un gruppo di cittadini della zona l'ha vista, si è messa insieme, si è consorziata, è riuscita a prenderla in usufrutto dal comune per 20 anni, è riuscita a trovare i finanziamenti pubblici e privati e ha fatto un restauro conservativo dell'intera struttura e si è lavorato molto a contatto con l'ambiente, quindi con i cittadini sia della zona, del quartiere, ma sia anche dell'intera città, per capire la tipologia di progetti che potevano essere applicati. Quindi dai cittadini e per i cittadini. E ci sono attualmente, adesso è aperta, una serie di soluzioni che vanno dalla ciclofficina piuttosto che l'orto didattico, piuttosto che il mercato a chilometro zero, quindi per avvicinare anche il cittadino a quella che è la produzione che avviene nel Parco Sud di Milano, piuttosto che un'altra serie di iniziative proprio aperte completamente al pubblico. Tanto che è di alcune settimane fa un articolo del New York Times che dice che fra i 10 posti dove andare a Milano sino a 2 giorni a disposizione può fare un salto in cascina. E progetti simili in Veneto non ce ne sono? Progetti simili in Veneto di questo tipo così importanti io non ne conosco. Ce ne saranno sicuramente. Invece, parlando sempre di trasformazioni, a Treviso un'officina è stata trasformata da Maria Teresa Eugenio in uno showroom, studio, laboratorio dove più realtà coesistono. Andiamo a conoscerle. Siamo 3 architetti che 3 anni fa hanno unito le proprie competenze per cercare di dare ai nostri clienti una gamma quanto più ampia di possibilità di soluzioni. Ci occupiamo del restauro e della conservazione, di architettura edilizia e di interni e anche di grafica e web. Da un anno circa a questa parte abbiamo aderito al progetto in officina ed è una grande fonte per il nostro lavoro. Ci permette di ottimizzare i tempi perché abbiamo la possibilità di proporre ai nostri stessi clienti degli artigiani di fiducia, nonché anche dell'oggettistica che sposa e incontra già il nostro gusto. Per cui dà la possibilità di un'ottima sinergia e di offrire un pacchetto ancora più completo. Dà la possibilità a persone come me che iniziano
da grandi ad avere delle avventure faticose, riuscire ad avere degli spazi piacevoli senza dover investire grosse cose sullo spazio e magari investire sulla parte acquisti materiali o siti o quant'altro. La cosa molto bella, oltre al fatto economico, quindi che si abbassano le spese condividendo gli spazi con gli altri, è soprattutto una compenetrazione, una condivisione di saperi, di aggiornamenti e anche di esperienze. Comunque la cosa molto interessante, volevo sottolineare il fatto che il cliente qui in breve tempo riesce a farsi un'idea di più cose creative. Dopo la pubblicità parleremo di coworking e di come è nata questa idea. Bentornati a Veneto in Transizione, stiamo parlando di coworking come una soluzione intelligente per abbassare le spese dell'affitto e creare sinergie. Maria Teresa, come ti è nata questa idea? È nata dopo diverse esperienze lavorative, sempre nell'ambito dell'arredamento, avendo affittato spazi in centro storico, pagando affitti eccezionali e per affrontare la crisi mi è venuta quest'idea, perché non uno spazio da condividere con gli altri. Ho visto questa officina, che era assolutamente un'officina meccanica, in una zona industriale di Treviso, il famoso Viale della Repubblica, e mi è piaciuto anche ricordando viaggi fatti all'estero, Londra, Berlino, eccetera, dove ci sono queste zone industriali riadattate, riqualificate. E quindi è venuto in modo molto spontaneo l'idea di dire: perché non condividere con altre persone questo spazio. E come hai trovato poi queste Erano realtà? già persone come, penso avete visto Marianna, le ragazze, le architette. Già lavoravo con Marianna perché lei è la mia progettista, oppure adesso non avete visto altre realtà, ma lavoravo già con una ragazza molto brava nel fare le pareti, fare resine e quant'altro. Oppure conoscendo, sapevo che più o meno tutti si stavano guardando intorno su come mettersi, eccetera. Ho detto: condividiamo, uniamo le forze. E così è andata, è stato un matrimonio che sta continuando bene. Quindi ecco, l'affitto è... L'affitto, le spese, assolutamente tutto condiviso. Siamo in 6, si divide per 6, siamo in 7, si divide per 7. E lo spazio quanto è grande? Lo spazio sono 350 metri quadri, ognuno ha circa un 50 metri quadri, però ci sono degli spazi comuni interessanti, perché c'è la zona cucina dove una persona può anche invitare chi vuole a mangiare lì con sé, per parlare di lavoro o anche non di lavoro, insomma. Quindi oggi quante realtà ci sono? Siamo in 7. 7 realtà. Il contratto però è a nome tuo? È a nome mio, io ho subaffittato in modo assolutamente regolare. Ho chiesto ovviamente al proprietario di poter fare questa cosa, lui mi ha concesso il subaffitto. E le spese effettivamente sono... Noi abbiamo preventivato, adesso tra l'altro c'è stato proprio il consuntivo del primo anno di consumi, diciamo, e siamo stati piuttosto coerenti. Abbiamo sforato di pochissimo. Ecco, quindi riduce sensibilmente l'affitto, le spese dell'affitto? Assolutamente, assolutamente, è proprio una cosa molto molto piacevole. Cioè, uno non lavora con l'ansia di avere sempre... Di arrivare a fine mese, sì, di dire lavoro tanto per pagare l'affitto, intanto per pagare le spese. Cioè, sì, è proprio una buona soluzione che consiglio veramente di copiare. Ecco, anche perché ci sono tantissimi spazi ormai vuoti che potrebbero essere trasformati e riqualificati in coworking. Sì, assolutamente sì. Poi è interessante anche l'aspetto di sinergia che si crea. Assolutamente, perché io, essendo arredatrice, ho bisogno di queste persone, ma nello stesso... Allora magari, non so, vedono il mobile realizzato oppure gli esempi di pareti realizzate, anche chi non aveva idea di fare questa cosa la vede e dice: ah, però è interessante, cioè visto sul posto è proprio un vero e proprio showroom. Poi avete visto anche dei vestiti e direte: cosa c'entrano i vestiti, no? Ma erano due realtà che conoscevo di due persone per me creative, la creatività
messi insieme in questo modo mi a piaceva, 360 gradi. mi piaceva comunque, ecco. Inoltre organizzate sì. anche dei workshop all'interno di Organizziamo Inofficina. workshop sia fatti da noi personalmente, infatti c'è Simona che è la ragazza che fa pavimenti, che trasforma mobili eccetera, lo tiene personalmente, oppure ospitiamo anche workshop dall'esterno, per cui se uno viene si affitta lo spazio e ne abbiamo fatti pochini adesso, proprio i primi, ma le persone sono rimaste molto, molto contente perché lo spazio è abbastanza affascinante. Ed eventi per esempio? Eventi, guardi, abbiamo in progetto di farli, dobbiamo organizzarli, noi abbiamo fatto delle feste noi invitando i nostri clienti e abbiamo avuto veramente un bellissimo riscontro, delle belle serate molto piacevoli, per cui sì, è uno spazio assolutamente adatto anche da dare, anche per feste private per dire, piuttosto che per presentazioni. Abbiamo fatto una mostra fotografica, qualsiasi cosa, insomma, uno spazio veramente che si presta... sì, veramente e parlando attività. proprio della tua attività nello specifico, hai avuto delle... No, hai no, nel senso che io volevo ridurre anche il mio impegno in prima persona e ricevere le persone solo su appuntamento, non come prima che avevo un negozio aperto 8 ore al giorno e sei lì a disposizione. Anche perché poi il mio lavoro va molto nelle case private, quindi io vado... Sono io che vado a casa delle persone. Il portarli in officina è per far vedere i campionari. Certo, uno showroom. Uno showroom, e quindi ho anche la possibilità di far vedere i manufatti degli altri, quindi è un approccio più diretto, molto più creativo, molto più attivo. Ecco. Devo dire che da quel lato è assolutamente positivo. Mauro, quindi il coworking possiamo definirla una soluzione intelligente, abbasso l'affitto, creo sinergie, quindi... Soluzione intelligente. Anche perché non è diffusa allora qui in Veneto per esempio? Ma non è diffusa, penso, perché deve ancora arrivare questa mentalità, forse perché noi veneti siamo leggermente più chiusi e abbiamo ancora un concetto di lavoro nel mio angolo, mentre la contaminazione, la condivisione sicuramente ci permette di avere un valore aggiuntivo ed è sicuramente intelligente. Sì, se posso permettermi, io ho messo insieme due persone che facevano lo stesso lavoro. E questo non all'inizio si sono guardati un po' male e hanno guardato me un po' male, ma come? Anche lui fa mobili, anche io faccio mobili. Ho detto guarda che chi viene a vedere il tuo mobile vede l'altro, ma chi viene a vedere il mobile dell'altro vede anche il tuo, e si è assolutamente verificato così. Quindi infatti è un potenziale. C'è una collaborazione anche fra le due persone che lavorano nello stesso ambito molto positiva secondo me. Benissimo. E Mauro, invece in vista dell'Expo 2015 stai sviluppando qualche progetto smart intelligente? Diciamo che in vista Expo 2015 il tema è nutrire il mondo e quindi con un'attenzione molto forte a quello che è l'ambiente e all'ambito verde. Uno dei progetti che stiamo portando avanti riguarda, che ci è stato chiesto, riguarda una trasformazione di quelle che sono le pareti pubblicitarie e quindi cartelloni pubblicitari di grosse dimensioni, parliamo di 15, 18, 20 metri quadri, che si trovano magari sulle strade nei centri città. Abbiamo deciso, anzi abbiamo lavorato e stiamo lavorando per trasformarlo in una parete verde, come già ce ne sono alcune, quindi queste pareti verdi, completamente autosostenibile dal punto di vista sia energetico sia dell'apporto idrico e quindi totalmente appunto autosufficienti, con la particolarità che è creata da vari moduli, moduli contenitori dove andiamo a inserire all'interno delle piante di diversa tipologia, diverso colore, e queste come dei piccoli tasselli di un puzzle ci permettono di comporre sia delle scritte sia delle immagini, cambiandole anche, quindi se dobbiamo cambiare pubblicità possiamo semplicemente spostare alcuni piccoli tasselli. La particolarità in questo caso e quindi del progetto sta che i moduli che siamo andati a creare funzionano molto bene sia come barriera fonoassorbente, quindi per evitare quello che è il rumore del traffico, e sia dal punto di vista della purificazione dell'aria. Quando lo vedremo questo progetto? Ma speriamo presto. Benissimo.
Bene, io ancora una volta invito i telespettatori a scrivere alla nostra mail intransizione@antena3.it, mandateci le vostre storie perché vogliamo raccontare le realtà del Veneto in transizione. E ringrazio i nostri ospiti, Mauro Zamarian e Maria Teresa Eugenio, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.